There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more they say you're not real, the more I believe I feel. I gotta reach out to you. Buonasera, ci troviamo a Galleriano delle Stizza e siamo alla prima marcia ludico-motoria organizzata dalla Proloco di Galleriano in collaborazione con la FIAS, Federazione Italiana Sport per Tutti. Galleriano è una frazione del comune di Lestizza, conta circa 620-630 abitanti, il paese è prevalentemente agricolo, ci sono diverse attività commerciali e ditte artigiane. Vi aspetto tra poco sul percorso. Someday, somehow, but when my love dreams come true, oh Lord, no matter how and what it takes to be there, no fear that can be won by love, if you believe it. Love is a temple, don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. I try to break all the rules in order to hold you soon. It's time I'm close to you. Girl, you slip away from me. Don't ever lose a chance to get here. Ooh, yeah. Intervistiamo alcuni giovani partecipanti e chiediamo a loro cosa ne pensano della marcia. Ti chiami? Tiziana. Ti piace il percorso? Sì. Siete stanche? Non tanto. Tu ti chiami? Sara. Sara. Hai mangiato qualcosa? Sei rifocillata? Io ho bevuto più che altro. Tu ti chiami? Martina. Ti è piaciuto il percorso? Sì. Sì. Continuerai fino alla fine? Sì. Bene. You better make this train on time. Here and now. Don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Ooh, love is a temple. Don't take it for granted. And when it happens. I veri protagonisti della saga di Galleriano sono gli asini che correranno domani nella Corsa dei Mus di Galleriano. La corsa si tiene in piazza, adesso intervistiamo uno dei partecipanti. Allora, sei pronto alla corsa di domani? Ha detto di sì, si sta rifocillando appunto per recuperare le energie. Ti darai da fare per vincere la corsa, la 7ª corsa. Sì, ha confermato. La corsa degli asini si tiene domani 23 agosto, a Galleriano dalle 17:30, coinvolge le 6 borgate del paese e sarà anche la corsa delle 6 frazioni nel comune di Lestizza. It's time to write your story. No matter how and what it takes to be there. No fear that can be won by love if you believe it. Yeah, yeah, yeah. Sono Flavio Barbina, presidente della Proloco e che assieme a altre organizzazioni del territorio ha organizzato questa prima marcia a Blavi di Mortean. Sono qui con il sindaco Alberto Coman che partecipa oltretutto alla corsa per dare un buon esempio ai cittadini e a lui passo la parola per 2 parole sul nostro comune.
Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio appunto ringraziare la FIASP e gli organizzatori di questa manifestazione, di questa giornata podistica che si svolgerà qui a Mortegliano. Un'occasione importante perché appunto riguarda lo sport, la camminata, la corsa, sono attività che fanno molto bene, ma per quanto ci riguarda è anche importante che parecchi sportivi abbiano modo di visitare il nostro territorio. La marcia si svilupperà lungo le campagne, ci sono degli importanti tratti naturalistici, abbiamo il torrente Cormor, ma tutta la nostra campagna è significativa sotto il profilo della natura. Oltretutto poi il percorso si svilupperà anche lungo le vie cittadine, per cui ci sarà modo di vedere il nostro famoso campanile, il Duomo e le opere d'arte per chi poi volesse fermarsi dopo il percorso appunto sportivo. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Siamo qui a un punto di ristoro di questa prima camminata, sentiamo con i partecipanti. Beh, la gara è molto buona, ben preparata, segnalata bene, quindi insomma, poi il tempo ci ha dato anche una mano oggi, quindi bravi, molto bene. Ecco. Sì, io sono da Lavariano, sono venuto a pubblicizzare la marcia di Sant'Antonio, quindi speriamo di fare bene anche a Lavariano. Grazie. Due signore adesso. Bella, una bella giornata, tanta gente, non pensavo tanta gente per essere la prima, soddisfacente, contenta. A lei? Benissimo, è andata, abbiamo appena cominciato, facciamo quella da 7, almeno io. Comunque per il momento tutto ok, benissimo. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he